Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, buon pomeriggio e ben trovati al campo della Fincantieri. Oggi si decide il campionato regionale dedicato agli allievi under 16 di fronte la Fincantieri e la Meridiana Etna, tutto in 90 o forse più minuti per scoprire chi sarà la squadra che alla fine esulterà e alla fine porterà a casa il titolo in una partita tutta da vivere ovviamente qui sui nostri schermi. Tanto pubblico oggi alla Fincantieri per entrambe le fazioni, in tanti si sono mossi dal capoluogo etneo per seguire la squadra nerazzurra guidata da Mister Patti. Dall'altra parte c'è la squadra di casa, la squadra che è volata letteralmente nel proprio girone, vincendo quasi tutte le partite e adesso si prepara per affrontare l'ultima fatica, la fatica più importante della propria stagione. Urlo di battaglia, urlo di carica per la squadra ospite, scambio di 5 cenni d'intesa in casa rosso-blu. Andiamo con le formazioni partendo dalla Fincantieri che schiera Di Salvo tra i pali, con lo Iacono con il numero 2, Spata col numero 3, Palma col numero 4, Di Maggio il capitano col numero 5, Mazzola col numero 6, Randazzo col numero 7, Chiarello col numero 8, Taormina col numero 9, Fontana col numero 10, Piazza con il numero 11. Dopo il fischio d'inizio al direttore di gara che arriverà tra qualche istante, andremo a vedere anche la formazione con cui scende in campo la Meridiana Etna, che attacca da sinistra a destra nei vostri schermi, maglia nerazzurra, calzettoni e calzoncini blu. Primo pallone però è per la Fincantieri, il primo pallone che viene giocato in questo istante. Inizia Fincantieri Meridiana Etna con la squadra ospite che recupera già il primo pallone, scende in campo con Balsamo col numero 71 tra i pali, poi Ecora col numero 2, Marletta col numero 3, Assoltaniei con il numero 32, Acciarito con il numero 5, Sciacca col numero 4, Nicolosi col numero 9, Sinatra con il numero 8, mentre qui c'è la chiusura in fallo laterale, Paterniti col numero 10 e Caristia col numero 68 a completare l'11 a disposizione di Mister Patti. C'è una rimessa per Spata, Spata che lascia l'incombenza della battuta a Di Maggio. La rimessa del capitano della Fincantieri, palla che spiove in area di rigore, doppia deviazione, l'ultima è di Acciarito e dopo un minuto di gioco c'è già il primo calcio d'angolo della partita in favore della Fincantieri. C'è Chiarello che va sul pallone, accanto a lui Fontana. Va Fontana, anzi va Chiarello alla battuta con il piede destro, il colpo di testa a mettere fuori il pallone. L'ultimo tocco è stato di Mazzola e dunque si riparte dal rinvio. C'è un problema subito per un giocatore della Meridiana Etna, scusate. Quindi richiamata subito l'attenzione del signor Balsamo, dirigente accompagnatore della squadra ospite. Mentre intanto Balsamo va a recuperare il pallone per il rinvio, sembra rialzarsi un po' a fatica, un po' intontito a dire la verità Marletta. Si dovrebbe ripartire appunto con il rinvio dal fondo, battuto proprio dal portiere Balsamo all'indirizzo di Acciarito. Poi si lotta lì in mezzo, c'è un fischio in favore ancora della Meridiana, con Palma che si oppone fallosamente, punizione. Con Acciarito a battere in avanti, palla sfiorata appena di testa da Nicolosi. Palma la lancia in avanti, Acciarito è in vantaggio su Taormina che è partito con un istante di ritardo. Poi Marletta affrontato da Taormina, l'arbitro vede
un intervento falloso, sì, sbracciata da parte di Taormina a Soltanei, la palla larga su Ecora, poi Caristia affrontato da Spata che recupera il pallone, la chiusura ancora di Ecora, poi Di Maggio mette giù, la palla rimane in campo, allontanata poi da Nicolosi, che prova ad arrivare ancora a Spata, forse sbilanciato da Ecora, che scambia con Caristia. Pallone all'indietro per Asoltanei che mette sui piedi di Balsamo, Di Maggio di testa, palla che rimane ancora lì, allontanata da Acciarito, poi prova ad uscire Nobile. C'è l'avanzata da parte di Marletta che lancia lungo, l'anticipo tentato da Mazzola, poi spazza via subito, senza pensarci due volte, lo Iacono. Il tocco sbilenco in questo caso da parte di Randazzo, rimessa meridiana proprio davanti alle due panchine. C'è la chiusura ancora di Lo Iacono, altro fallo laterale per Marletta. Il tocco, spalla alla porta a cercare Paterniti, poi il colpo di testa di Taormina su questo pallone pericoloso. Prova a mettere giù Nicolosi, poi ancora il numero 9 che cerca di gestire la palla, lo fa allargando su Ecora. Non incontra ancora Caristia, Ecora va da sola, adesso va da Caristia, preso per in controtempo, Spata al recupero del pallone, va a chiudere ancora Ecora, fallo laterale. Le squadre che cercano la gestione del pallone senza però riuscire a creare, almeno in questi primi minuti. Occhio al lancio di Di Maggio, la palla smanacciata dal portiere e finisce in calcio d'angolo. Qui un po' incerto Balsamo, ma è comunque efficace. Stava arrivando Taormina, ma soprattutto primo calcio d'angolo in favore della Fincantieri dopo 5 minuti di gioco. Occhio alla palla che spiova in mezzo, Di Maggio non ci arriva neanche Mazzola, la palla rimane buona. Conclusione di Lo Iacono a gioco fermo, forse perché c'è stato il tocco da parte dell'arbitro. La palla dovrebbe essere per la Fincantieri, prova a giocarla subito Lo Iacono, poi Chiarello, fermato al momento del tiro, Di Maggio la riapre a destra con Lo Iacono, poi prova a tenerla ancora al limite dell'area Fontana che subisce fallo, calcio di punizione. Ha iniziato meglio la Fincantieri. Calcio di punizione per la squadra di mister Davide Adeola, che sta seguendo la partita a bordo campo. Inutile nascondervi un po' di invidia nei confronti dei componenti delle due panchine che si trovano all'ombra. Sole cocente invece sui giocatori in campo e anche su chi vi sta raccontando la partita. Primi segni, prime tracce di estate. Intanto Chiarello è uno schema, la palla che viene allontanata, poi arriva Mazzola che scodella molto bene questa palla per Palma, fuori gioco. Protesta il numero 4 della Fincantieri, inamovibile. Il direttore di gara. Calcio di punizione verrà battuto da Acciarito, va a lungo cercando ma non trovando Nobile, per la palla ancora alzata a campanile dove c'è il tentativo di Randazzo, poi sbilanciato Palma, punizione Fincantieri. Se ne va Palma, la battuta di Lo Iacono, controlla senza grossi problemi Asoltanei, la palla battuta lunga direttamente dalle parti di Di Salvo. Ancora Di Salvo, il giro palla Mazzola,
colpo di testa da parte di Marletta, poi cerca Sinatra, i compagni della difesa, trova Acciarito, poi l'uscita da parte di Paterniti, però rientra sul pallone Fontana e lo recupera. Chiarello con l'apertura, telefonata verso Spata, interviene Caristia. Sciacca, l'anticipo ai danni di Paterniti, c'è fallo secondo il direttore di gara, punizione. Punizione per la Meridiana. Sul pallone c'è Ecora, anzi sul pallone c'è Sciacca. C'è il fischio, la palla che spiove verso l'area di rigore, l'uscita comoda di Di Salvo, forse colpito. Punizione per la Fincantieri con la carica ai danni di Di Salvo. Punizione già battuta su Di Maggi. Mazzola a gestire il pallone e poi a lanciare lontano dalle parti di Taormina, che prova ad arrivare, l'anticipo da parte di Ecora, poi Sciacca, la rialza, Palma, avanza il play della Fincantieri che poi forse tiene troppo palla, viene fermato da Sciacca. Acciarito in avanti a cercare la corsa di Nicolosi, che ha spazio da prendere. Nicolosi fermato però. Ancora Meridiana con Sciacca, altra palla lunga, il controllo, palla alla porta di Sinatra, poi Marletta, ancora Sinatra, scambiano i due, la palla finisce fuori, rimessa Meridiana. Palla lunga a cercare ancora Nobile, questa volta spalla alla porta, Nobile mette in mezzo, Mazzola anticipa tutti, poi colpo di testa che finisce all'indietro dalle parti di Acciarito. Tentativo qui di Nicolosi, è costretto a correre all'indietro, Fontana prova a recuperare, non ci riesce. Marletta, Nicolosi, l'anticipo ancora di Loiacono, palla in fallo laterale. La scelta oggi di puntare su Loiacono, che qui intanto va per terra. Loiacono, intanto attenzione però, la palla per Caristia. Caristia, l'uscita di Di Salvo. La palla che viene adesso rilanciata dalla Fincantieri, poi il disturbo su Di Maggio, che riesce ad allontanare ma solo parzialmente Sciacca. Il tocco sulla destra, Caristia propone, devia, Spata in fallo laterale. Caristia fermato da Spata, calcio d'angolo. Anzi no, rinvio dal fondo. 11 minuti e 40. Di Maggio, palla a scavalcare, Caristia la tocca, poi ancora Di Maggio in anticipo su Paterniti, altra palla giocata in avanti da Nicolosi, l'uscita di Di Salvo senza problemi. Va subito lungo perché c'è spazio, allora può provare ad attaccare ma perde palla Randazzo. Allora attenzione alla ripartenza della Meridiana, palla troppo lunga però, e Di Salvo che riparte. Occhio alla palla lunga, intanto Taormina fermato dall'intervento da parte di Asoltanei. Allora rimessa con Spata che aspetta Di Maggio come sempre. Le indicazioni di Patti e di Adeula su questa rimessa per Kevin Di Maggio.
Pallone battuta verso l'area, allontanata in qualche modo da Zoltanei, poi altro lancio sbagliato e raccolto dalla Fincantieri, che però spreca ancora. Poi in difficoltà le due squadre a trovare rifornimenti, le squadre che per il momento si stanno equivalendo dopo i primi 13 minuti e mezzo. Qui la girata da parte di Nobile che innesca la ripartenza da parte di Sinatra. Sinatra prova a dribblare verso l'interno, poi ricomincia ma sbaglia. Piazza fermato da Sciacca che resiste poi alla carica del numero 11 avversario. Ecco ora, vede la traccia centrale proprio per Sciacca, il tiro, la parata di Di Salvo, palla in calcio d'angolo, il primo acuto della Meridiana. La battuta corta del calcio d'angolo, si smarca ancora Sciacca che il piede è caldo, questa volta non inquadra lo specchio. E dunque 9 minuti dopo il primo tentativo della partita della Fincantieri, è arrivato il primo squillo da parte della squadra ospite, con la conclusione di Sciacca ben imbeccato da Ecora. Mazzoni. Scade intanto il quarto d'ora del primo tempo. Rivediamo come di consueto due frazioni da 40. Taormina, c'è Spata vicino a lui, Taormina prova ad andare da solo, Spata arriva adesso, taglia fuori Sciacca, Spata prova a passare ancora, vince il rimpallo, poi Caristia allontana sui piedi di Piazza. Piazza cambia gioco, lo fa bene col contagiri verso Randazzo che la tiene in campo. Randazzo affrontato e perde il contrasto con Sinatra, fallo laterale per la Meridiana Etna. La palla allontanata da Acciarito, un lancio molto lungo che però si perde oltre la linea laterale. Con le mani lo Iacono, Palma, l'intercetto poi da parte di Randazzo che ricomincia dai compagni alla difesa, in particolare da Di Maggio che va al lancio lungo. Palma si sgancia in avanti lasciando la sua posizione per un attimo, attende l'arrivo di Randazzo che prova ad andare da solo, lo ferma ancora una volta l'ottimo Sinatra e fallo laterale. Randazzo, Fontana va giù, l'arbitro lascia giocare, allora attenzione al tentativo di ripartenza, c'è la corsa da parte del numero 68 Caristia, l'uscita di Di Salvo che con lucidità cerca poi la palla per Fontana, si becca comunque gli applausi per l'ottimo intervento del portiere. Battuta con le mani di Ecora, Caristia prova ad allungare, Di Maggio controllo e lancio, poi Marletta la sistema e la lancia, Sciacca fermato da Chiarello, prova ad arrivare Fontana che viene anticipato. Acciarito decide di andare da Marletta, lo trova sulla pressione di Fontana che gli sporca per il passaggio. Taormina sul fondo propone il cross, esce una bordata dal suo piede destro, palla oltre il fondo. Acciarito va a lungo, di testa lo Iacono, poi prolunga Palma verso Fontana. Randazzo con il lancio, la palla diventa quasi un tiro e si spegne fuori. Qui ha calcolato ancora male il rimbalzo Balsamo. A lungo l'estremo difensore con la maglia numero 71. Chiarello non ci arriva, poi prova a inseguire il pallone contro Sciacca, la tocca in qualche modo, va da Piazza. Ancora Chiarello in avanti, c'è il fallo
di Sciacca. Punizione con Palma che chiede a gran voce il provvedimento disciplinare per il numero 4. È la battuta di Kevin Di Maggio. 18:40 del primo tempo. Di Maggio alla battuta di questo calcio di punizione. Fischia l'arbitro. Parte Di Maggio, palla che arriva in area, c'è una deviazione all'indietro e si deve esaltare Balsamo. Forse l'ha toccata Marletta, in ogni caso pericolo per la Meridiana. Calcio d'angolo, il numero 2, già battuto. Fontana in mezzo, lunga per tutti. Arriva Mazzola che la tiene viva per lo Iacono, il cross di prima. Sul secondo palo arriva Fontana, anticipato da Marletta, questa volta nella direzione giusta. Altro calcio d'angolo. Si alza il tifo di casa per questa doppia palla gol. Sono in 6 in area per la Fincantieri, pallone rasoterra allontanato in qualche modo da Acciarito, poi spazza male Marletta, sui piedi di Piazza, palla che si impenna, sopra la traversa, respira l'11 di Mister Patti, che poc'anzi si stava per fare gol da solo. Ma Balsamo è riuscito a porre rimedio a quella che era stata una mezza incertezza dai primissimi minuti in cui ha rischiato di spalancare la via del gol a Simeon Tormina, che qui prova a girarla, lo fa male, interviene Caristia. Di Maggio senza pensarci, poi Spata, Di Maggio, ancora Spata, la tiene in campo, la gira centralmente per Piazza. Chiarello, tocco vicino per Palma, scavalca Palma, interviene Marletta. Poi la palla lanciata in qualche modo da Acciarito, ha rischiato qualcosa, poi il secondo tentativo trova ancora l'intervento di Randazzo, ancora Acciarito, ricomincia da Balsamo, lancio lungo, Caristia prolunga di testa Di Maggio, poi mette giù e lancia. Fontana prova a far passare, Marletta arriva su di lui, calcia lontano il pallone. Randazzo, distratto forse dal buco da parte di Sinatra, recupera però palla alla Fincantieri. Chiarello in avanti, in qualche modo allontana la difesa, poi Caristia col tocco, fallo laterale Fincantieri, con Spata che ha dato fastidio al numero 68 nero-azzurro. E c'è Di Maggio con le mani. Palla lunga verso l'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori, poi Paterniti. Sinatra per Marletta che ha spazio per metterla giù. A vuoto Chiarello, poi tocco di Fontana in fallo laterale. La battuta in avanti, Sinatra, la palla per Paterniti che palleggia, riesce ad evitare lo Iacono, il tocco ancora per Sinatra, ma la palla esce proprio davanti allo striscione affisso dai sostenitori arrivati fin da Catania per tifare la squadra di Mister Patti. Chiarello, passaggio intercettato. Di Maggio guarda la porta, calcia col sinistro, palla alta sopra la traversa. Il primo tentativo da parte di Kevin Di Maggio, per chi non avesse mai visto all'opera la formazione Under 16 della Fincantieri, sappiate che non sarà l'ultimo della sua partita. Giocatore abituato, pur giocando da centrale difensivo, a entrare nel tabellino dei marcatori o semplicemente anche con degli assist per i suoi compagni di squadra. Non a caso, a qualche chilometro di distanza da Palermo, si sono già accorti di lui, è stato anche l'MVP per quanto riguarda proprio il campionato, il torneo riservato agli allievi Under 16 della Sicily Football Cup disputata
in provincia di Messina, tra Capodorlando, Brolo, Patti, dove sono affrontate tante ottime formazioni del panorama regionale e anche interregionale del calcio giovanile italiano. Qui intanto attenzione a Piazza. Piazza scavalca per Fontana. Tentativo difficile da mettere in pratica. Qui intanto Marletta si libera e può avanzare. Allunga la falcata anche su Palma. Avanza Marletta, toccato da Palma. Calcio di punizione per la Meridiana. Calcio di punizione per la squadra ospite. La battuta lunga verso l'area di rigore, a vuoto in tanti, poi riesce ad allontanare Mazzola. Sciacca con la palla in avanti, non c'è nessuno però a raccoglierla, c'è invece Di Salvo con le mani. Mazzola. Tormina anticipato. Palma. Di Maggio. A lungo Taormina non riesce a controllare, allora spazza a Ciarito, ancora Di Maggio di testa. Spata. Spata avanza, Caristiello chiude in fallo laterale. Avanza come sempre Di Maggio a battere. Palla dentro l'area di rigore, il colpo di testa a mettere fuori, poi Paterniti come sempre sulla seconda palla ad arrivare. Marletta ha ricevuto da Nicolosi, viene contrastato dall'intervento di Fontana. Sempre con le mani Marletta, spalle alla porta, prova a intervenire senza successo Sinatra, poi la palla finisce direttamente dalle parti di Balsamo. Avanza Ecora, lungo, a vuoto Spata che lascia scorrere per Di Maggio, la sventagliata in avanti, qui lascia scorrere Marletta, si disinteressa di Fontana, direttore di gara che probabilmente poteva intervenire a ravvisare il fallo. Non è stato così a suo giudizio. Rimessa Meridiana con Acciarito. Marletta. Avanza Marletta evitando l'intervento di Fontana, per la palla esce direttamente in fallo laterale. Di Maggio. La battuta lunga verso Taormina, ancora una volta scavalcato, interviene Acciarito, poi Sciacca, la palla toccata da Chiarello, Spata la gestisce un po' in difficoltà Di Maggio su questa giocata. Di Salvo. Mazzola. Qui rischia Piazza, riesce comunque a giocarla in avanti, arriva dalle retrovie Randazzo, torna Marletta a difendere il pallone, questa volta guadagna il fallo laterale tra le proteste di Randazzo. Evidentemente c'era stato a suo giudizio il tocco da parte del numero 3. Intanto recupera però palla la Fincantieri. Piazza prova a girarsi all'interno dell'area di rigore, Piazza non trova luce per calciare, allora torna da Randazzo per il cross, taglia fuori di Caristia che nega l'intervento di Spata. Si ripartirà con un fallo laterale in favore della Meridiana. Ricordiamo che in questa fase, in quest'ultima partita del triangolare che vede impegnato e che ha visto in realtà impegnato già il Ciaculli, sia la Meridiana Etna che la Fincantieri hanno chiuso vittoriose
le rispettive partite contro l'altra squadra palermitana, ma a parità di vittorie. Intanto attenzione al tiro bloccato da parte di Balsamo, conclusione di Fontana. Diciamo, a parità di vittoria, a parità di punti conta la differenza reti che avvantaggia in questo momento, proprio in virtù della gara giocata con Triciaculli, la Meridiana Etna, che comunque col pari, con qualsiasi pari e con qualsiasi vittoria ovviamente, passerebbe il turno. Palma scivolando su lo Iacono. Lo Iacono con l'avanzata, con il cross, l'uscita questa volta a tempo da parte di Balsamo. Rinvia Balsamo. Di Maggio scavalcato, Mazzola gli dà una mano con la palla che arriva dalle parti di Piazza. Piazza colpisce di testa, prova ad arrivare, forse con un attimo di ritardo Fontana. E allora Acciarito per Marletta. Sinatra, spalla alla porta, si libera, tocca per Nicolosi. Sciacca in profondità, di testa a spada. Poi Chiarello in qualche modo gira, trova Palma, mette giù Piazza, che però forse ancora una volta troppa fretta di lanciarla in avanti, e allora in questo modo a buon gioco la difesa della Meridiana Etna, che fin qui ha subito veramente poco. La palla lunga controllata da Di Maggio. Taormina sbaglia la sponda. La palla è buona per Mazzola, che ricomincia da Di Salvo, cerca di mettere ordine all'alba degli ultimi 10 minuti del primo tempo. Mentre intanto la Meridiana ricomincia da Nicolosi. Palla per Ecora. Caristia non ci arriva. È rimessa per Spata. Di Maggio finta di lanciare, avanza, prova a servire Spata, non ci riesce, la palla ce l'ha ancora lui, serie di finte, non riesce a liberarsi degli avversari. Allora passa da Palma, lo Iacono viene incontro e poi fionda in avanti. Fontana con l'avanzata, Randazzo allunga la falcata, la tiene in campo, però interviene Marletta, che cerca ancora una volta di ottenere il fallo laterale, non ci riesce. Palma. Lancio di Randazzo in aria, la smanacciata da parte di Balsamo. Poi il controllo, spalla alla porta di Nobile, che riesce a smistare su Paterniti. Tocco di Randazzo che inevitabilmente, involontariamente innesca Sinatra, palla in profondità verso Nobile, esce Di Salvo. Contrastato. Per calcio di punizione chiede ancora una volta provvedimenti, questa volta il portiere Di Salvo. Stessa cosa di Brozovic. L'avanzata da parte di Fontana, che prova a prendere campo, poi sbaglia il lancio, la palla però diventa buona per Chiarello. Chiarello al tiro! La palla fuori di nulla, ha dato l'illusione del gol. Il movimento della rete, ghiotta chance per la Fincantieri. Gran bordata, ha visto lo specchio aperto, ci ha provato Samuele Chiarello, che è andato veramente vicino al bersaglio grosso. Di Maggio con l'intervento, poi Sciacca con il lancio, scavalcato lo Iacono, la palla diventa buona per Sinatra. Sinatra prova a entrare in area, preso in controtempo però Nobile. Allora prova a spingere, vediamo se si allungano le squadre, per il momento non ancora. Lo Iacono. Palma riesce a far passare con il contatto palloso di Sciacca. E allora Fontana per Piazza, c'è anche Chiarello. Chiarello
Piazza si è risistemata però la difesa della Meridiana. Piazza deve attaccare praticamente da fermo, deve ricominciare, va da Mazzola. Il lancio, cercando lo Iacono, la palla però è uscita, allora si riparte dal fondo, ultimi 6,5. La palla lunga di testa di Maggio. Qui forse il contatto falloso su Piazza, l'arbitro lascia giocare, è rimasto però a terra Piazza. Allora l'arbitro ferma il gioco. Chi dice che ci ha detto che non c'è nessuno, uno mi ha dato Tanto ne approfittano le squadre per un cooling break. C'è veramente tanto caldo oggi qui a Palermo. Si riprende col pallone che verrà scodellato. Era in possesso della Meridiana Etna. Pallone lanciato in avanti di Salvo, controlla, lungo verso Taormina che riesce a liberarsi, Piazza che si è ripreso, la palla a scavalcare per Taormina che si è liberato, Taormina, il miracolo di Balsamo con il piede a dire di no e a mettere in calcio d'angolo. E poi arringa la folla. Gabriele Balsamo ha fatto veramente una parata clamorosa. Terzo calcio d'angolo della partita della Meridiana, praticamente tutti causati da lui. I primi due con un paio di uscite non perfette, il terzo con un autentico capolavoro. Attenzione a Chiarello che la mette al centro, forse la sfiora Mazzola, la palla cade dalle parti di Palma, tiro di controbalzo che finisce nel parcheggio della Fincantieri. Riparte Balsamo, protagonista, ripeto, nel bene e nel male di questi primi 36 minuti e mezzo. Mancano 3 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, più ovviamente il recupero che sicuramente ci sarà. C'è stata poc'anzi la sosta per il problema di Piazza. Chiarello cerca Palma, non lo trova, poi prova ad uscire Nicolosi, il tocco per Sinatra che colpisce male l'indirizzo di Nobile. Allora palla che finisce direttamente dalle parti di Di Salvo. Di Salvo chiede un giocatore vicino, alla fine va da Spata, la palla non semplice anche perché c'è il sole in faccia. Di Maggio, Spata può prendere campo, il tocco per Piazza, alla fine riesce ad avere la meglio Ecora. Palma con spazio, non controlla bene, c'è comunque Chiarello in soccorso. Mazzola, Di Maggio può prendere campo, poi va a fiondare dalle parti di Taormina, la palla rimane lì! Taormina! Vantaggio Fincantieri all'improvviso, quando nessuno pensava che quella palla potesse essere pericolosa. Si avventa come un cobra Simeon Taormina e porta in vantaggio la Fincantieri. Vantaggio dunque per la squadra
di mister Adeola su una situazione che sembrava inoffensiva. Alla fine la frittata l'hanno fatta i difensori della Meridiana, messo in difficoltà Balsamo, al quale non sembrava autore di errori, almeno in questa azione. In ogni caso è 1-0 per i padroni di casa, che in questo momento risulterebbero vincitori del triangolare. Meridiana che, come detto, deve evitare la sconfitta per aggiudicarsi questo triplo confronto. Qui intanto Taormina con recupero, poi la gira, forse preso ancora dall'esaltazione per il gol. Qui intanto l'arbitro vede un fallo, calcio di punizione per la Meridiana. Calcio di punizione dunque per la squadra ospite, colpita proprio negli istanti finali del primo tempo. Ora vedremo anche il direttore di gara quanto recupero assegnerà, se non ho visto male 1 minuto. C'è il calcio di punizione battuto da Ciarito verso l'area di rigore, il colpo di testa di Salvo. La prende, si accartoccia sul pallone per far trascorrere qualche secondo. Di Salvo batte lungo. Qui va a vuoto Ecora. Taormina di testa colpisce Spata, che si era fatto incontro. Poi Piazza a difendere il fallo laterale. Poi cenno d'intesa con Ecora. La rimessa per Kevin Di Maggio. La battuta lunga a cercare la corsa di Taormina. Colpo di testa da parte di Asoltanei, proprio mentre il direttore di gara pone fine al primo tempo, ed è un primo tempo dolcissimo per la Fincantieri, che va negli spogliatoi e va a rinfrescarsi un po' le idee e il corpo in vantaggio per 1-0 sulla Meridiana Etna, grazie alla zampata di Simeon Taormina. Partita fin qui molto divertente nonostante il caldo. Appuntamento tra pochi minuti per il secondo tempo qui dalla Fincantieri.
Torniamo live qui dal campo della Fincantieri, secondo tempo che sta per cominciare tra Fincantieri e Meridiana Etna, gara ricordiamo valida per l'ultima, quindi pareggio è successo ospite. Ad avere la meglio sarebbe proprio la squadra di Mister Patti, che qui perde palla. Il dribbling di Randazzo, poi Chiarello, ora Fontana affrontato da Marletta. Subentra nell'azione proprio il nuovo entrato Filippo, anzi si tratta del numero 9 Nicolosi, che prende palla, la smista sulla destra per Sciacca che si è abbassato in difesa, quindi fuori Asoltanei con la maglia numero 32. Qui intanto la palla fermata, poi ancora Nicolosi, subentra nuovamente lo Iacono. Poi Palma riesce a girarsi, andare in mezzo a due, sempre Palma rimontato però da Caristia. La palla gestita da Marletta. Marletta avanza, allarga sulla sinistra per la corsa da parte di Sinatra. Sinatra prende il centro, poi Caristia sbaglia. Alla fine la palla ce l'hanno ancora i giocatori in maglia nerazzurra, con l'uscita da parte di Acciarito. Acciarito con la palla che si alza a campanile. Marletta non conclude bene e la palla è buona per Di Salvo. Rinvia Di Salvo. Poi Taormina prova ad arrivare, la tiene Taormina, poi non arriva Spata. Chiarello, Spata, palla in avanti, c'è la chiusura da parte della difesa etnea e allora la gestione con l'intercetto tentato da Palma, subentra nell'azione Fontana, con la palla recuperata da Filippo Paterniti, recupera per ancora lo Iacono, si lotta. Nobile, fermato da Chiarello, ancora i due a lottare, sempre Chiarello, poi Caristia, nuovamente Chiarello. Fontana, il tocco che non riesce per Randazzo. Fallo laterale che Marletta indirizza verso Acciarito. Sciacca, il lancio indirizzato dalle parti del numero 8 Sinatra, poi Acciarito cerca la palla larga, non la trova, allora Randazzo. Taormina prova a tenerla, però non arriva con la giusta cattiveria e allora recupera Sciacca, lancia in avanti verso Caristia, prova ad accompagnarla fuori lo Iacono ed è quello che fa. Rimessa. La panchina della Meridiana protesta per le perdite di tempo, c'è ancora una vita da giocare, 3:30 già disputati come vedete sul cronometro. Piazza, Palma lungolinea subito sbagliato, deve uscire allora ancora la Meridiana con Nicolosi, tocco per Nobile, poi ancora Nicolosi che scodella dall'altra parte per la corsa di un altro nuovo entrato, ovvero sia Samuele Nicolosi. La palla però non viene controllata. Samuele Nicolosi ha preso il posto di Daniele Paterniti, quindi c'è un Paterniti in campo, è uscito Daniele col numero 10, è entrato Samuele col numero, anzi è entrato Filippo Paterniti col numero 6, 3 i cambi già spesi da Mister Patti. Di Maggio, Di Salvo la gioca su Spata, intervento poi a recuperare, subentra Petraliti nell'azione. Palma, avanza Palma, lungolina per Spata che poi passa al centro perché ha tanti uomini a disposizione, uno di questi è Piazza, fermato però Piazza che prova a subentrare, allunga la falcata, c'è il fallo e il cartellino giallo per Sinatra.
Ancora a terra Diego Piazza. E dunque calcio di punizione mentre Piazza si dirige a bordo campo. La punizione con Di Maggio che scodella verso l'area di rigore, colpo di testa cercato da Chiarello che poi lotta sulla palla, arriva per primo Sciacca, poi fallo di Spata. È rientrato Piazza. La battuta della punizione con Sciacca che calcia male, Palma, ancora Piazza, poi la girata di Nicolosi su Paterniti che non riesce a gestirla, poi la chiusura da parte di Acciarito, subentra Petraliti, poi l'ultimo a toccare è Piazza che la scaglia indietro, la scaglia su Balsamo. Mazzola, qui forse spinto davanti agli occhi dell'arbitro che lascia giocare per il vantaggio. Lo Iacono allora su Di Salvo, pressato, va a lanciare Piazza col controllo non perfetto. Petraliti prova ad avere la meglio ma Piazza torna su di lui, ringhia su di lui, porta via la palla, rimessa per la Fincantieri. Intanto primi cambi. Sono ben 3 con l'ingresso di Di Bernardo, di Doncor e di Tripoli. Va fuori Taormina, va fuori Randazzo. E va fuori Spata. Quindi cambia i due laterali in quello che è fondamentalmente una linea a 5 in fase di possesso più sul centrocampo, in fase di non possesso inevitabilmente sulla difesa. Quindi intanto attenzione, poi Fontana non riesce a gestirla e poi chiaramente i due perni di centrocampo che sono Chiarello e Palma a sorreggere il tridente. Qui intanto Di Bernardo cerca subito la volée, la palla si perde fuori. Di Bernardo altro giocatore importante, quando c'è stato bisogno ha rimpiazzato Taormina, in particolare quando c'è stato anche bisogno di vedere Taormina tra i pali, che è una cosa molto rara ma sulla quale è dovuta passare la squadra di mister Adeola. Marletta intanto, la palla per Nicolosi, c'è Acciarito, la pressione anche sul portiere Balsamo che è costretto a spazzarla. La rimessa per lo Iacono. La battuta da parte di Michael lo Iacono. Pallone verso Di Bernardo anticipato. C'è un fallo però commesso dal numero 18. Finiti i primi 10 minuti di questo secondo tempo, mezz'ora ancora per scoprire chi
tra Meridiana, Etna e Fincantieri. Vincerà questo triangolare. Punizione Meridiana con la palla indirizzata verso Acciarito, anzi verso Sciacca, che è anche il capitano della squadra nerazzurra. La battuta verso il cuore dell'area di Salvo con l'uscita in volo plastico. E poi rimane a terra. Ricordo che dopo questo triplo cambio, ribadisco, con l'ingresso di Petraliti, di Filippo Paterniti e di Samuele Nicolosi, mister Patti ha ancora a disposizione Zammataro, Iuculano, Torrisi, Marchi ed Emanuele, mentre invece dopo il suo triplo cambio, ovvero sia con gli ingressi di Bernardo, Doncor e Tripoli, a disposizione di mister Adeola ci sono ancora il secondo portiere Martorana, poi Ruvolo, Favazza, Giambrone e Scafidi. Tanto si rialza Andrea Di Salvo. Palla scodellata proprio per lui. Che poi può avanzare. 12 minuti, 20 secondi in questo secondo tempo. Piazza se la sistema. Poi la palla intercettata sul passaggio errato di Palma. Palma ancora una volta fermato. Poi Nobile. Interviene Piazza. L'arbitro fischia un fallo precedente commesso proprio da Andrea Palma. Acciarito fermato, allora può ripartire in contropiede la Fincantieri, perde un tempo di gioco Fontana, poi c'è un duro scontro, palla giocata in avanti, Acciarito, poi la palla lanciata ancora dal numero 5, si è rialzato Paterniti e ancora giù invece Fontana. E adesso la palla messa fuori con il numero 6 nerazzurro che si riaccascia al suolo. Scontro forse ginocchio-ginocchio. La rimessa gestita dalla Meridiana, poi Chiarello forse l'ha toccata con una mano. Si continua ovviamente a giocare perché la palla ce l'hanno ancora gli uomini di mister Patti, con la palla lanciata in avanti all'indirizzo di Caristia, di testa Di Maggio, dove c'è Di Salvo. Mazzola, lo Iacono, palla per Doncor. Doncor rischia qualcosa, poi prova a passare in mezzo a tre, ancora Doncor con la finta, sempre Doncor, qualche tocco di troppo, poi viene scalciato da Marletta, l'arbitro ravvisa la strattonata di Doncor, giallo per lui. Tanto c'è un cambio, va fuori Caristia. Nella Meridiana Etna entra col numero 21 Marchi.
Sciacca sul punto di battuta del calcio di punizione. È scaduto il primo quarto d'ora di questo secondo tempo. Ancora 25 più recupero. La battuta di Sciacca verso l'area di rigore, Di Salvo ancora. Questa volta va subito al rilancio perché vede la possibilità di innescare Di Bernardo col piede di Acciarito, che poi forse qui la poteva anche alleggerire di testa al suo portiere. Di Bernardo con la palla che finisce fuori, rimessa a Fincantieri. Rimessa per Di Maggio. Palla che viene allontanata, poi Piazza, poi il tiro di Palma, la palla finisce fuori e in un certo senso è questo il primo tentativo del secondo tempo. Fa specie perché sono passati oltre 16 minuti. Colpo di testa di Mazzola. La palla girata. Marchi. Pressato da Don Corre che deve fare attenzione perché è stato ammonito. Qui l'arbitro vede un fallo. La punizione per Nicolosi. Acciarito. Tocco per Petraliti. Pressato da Piazza, la gira Petraliti. Poi l'anticipo da parte di Tripoli. Prova a toccare Chiarello che poi la gira. Dove però c'è Nicolosi. Palla lanciata in avanti. Di Maggio chiude. Fontana. Prova a metterla giù, ci riesce ma subentra nell'azione Paterniti. Marchi. Nicolosi riesce a liberarsi, tocco per Acciarito. Palla lunga, l'anticipo di Loiacono che poi va a lottare di testa, la gira poi in avanti. Prova a salire la Fincantieri, colpo di testa di Sciacca, poi l'intervento da parte di Paterniti su il suo compagno di squadra Petraliti. Sinatra, Petraliti. Tocco adesso per Samuele Nicolosi che prova a passare, l'intervento di Di Maggio, rimessa per la Meridiana. C'è cambio nella Fincantieri, scocca l'ora di Ruvolo. Gli lascia il campo Diego Piazza, uno dei più positivi in casa Fincantieri. Inizia la finale anche per Mattia Ruvolo. Col fallo laterale per Petraliti. Qui c'è la palla messa in mezzo da Nobile, stoppata però, poi ancora Petraliti, rialimenta per Paterniti, colpo di testa di Fontana, poi la gira di Bernardo per la corsa di Doncor che arriva come un treno. Doncor spinge, ancora Doncor, può avanzare, la palla al centrale, arriva Di Bernardo, chiuso, un calcio d'angolo. Dovrebbe essere fallo laterale. Rimessa per Kevin Di Maggio.
all'interno dell'area di rigore, pallone che rimane lì. Attenzione a Fontana, tiro ribattuto. Poi prova a ripartire la Meridiana. Sinatra, tocco per Nobile, la chiusura di Mazzola che poi prova ancora a intervenire. Ultimo tocco è del numero 6. Batte Petraliti, colpo di testa di Tripoli, poi Ruvolo. Paterniti, il tocco per Marletta. Subentra Nicolosi. Scarico indietro, Acciarito. Marchi. Ancora per Mattia Nicolosi. Paterniti. Fermato per Petraliti. Tocco ancora per Sinatra, ancora Paterniti. Chiusa la Fincantieri, si va ancora da quest'altra parte con la chiusura da parte di Fontana. Fontana trattenuto, arriva il fischio, arriva il fallo di Marletta. Non c'entra, è ripartenza là, non c'entra. È ripartenza a prescindere, sono schierati. A prescindere, è ripartenza. Qui chiedeva il giallo Di Maggio. Il fallo tattico, la strattonata. Tanto calcio di punizione. Colpo di testa di Petraliti. Palla direttamente in fallo laterale. Siamo oltre la metà del secondo tempo. 22 minuti che stanno per finire. Altri 18. Più recupero. Con le mani Di Maggio. Cercato il colpo di testa, poi la palla che rimane lì. Doncor la controlla, in qualche modo rimane in aria il pallone per Fontana. E poi il tiro di Di Bernardo sopra la traversa. Occasione enorme per il raddoppio Fincantieri. Nobile. Qui la palla recuperata da Ruvolo che prova a lanciarsi. Poi Di Bernardo fermato dall'ottimo intervento da parte di Sciacca. Poi anche una piccola reazione su Di Bernardo che aveva commesso fallo ai suoi danni. Mattia Nicolosi. Petraliti. Scusate, Paterniti, adesso Petraliti. Converge. Palla per Nobile. Ancora Paterniti. Palla centrale per Mattia Nicolosi che serve. Marletta, esce Di Salvo. Di Salvo si rialza, poi va a rinvio lungo cercando Di Bernardo. La girata di Di Bernardo, pallone per Ruvolo che poi scivola sulla terra della Fincantieri. Palma di testa, poi Nobile non riesce a indirizzarla col tacco e allora si riparte ancora da Andrea Di Salvo. Qui attenzione a Di Salvo, caricato. C'è sicuramente calcio di punizione, c'è sicuramente l'intervento della panchina della Fincantieri. Qui intanto una piccolo parapiglia. Parapiglia subito sedato dalla panchina della Meridiana che sta cercando con Mister Patti di portar via
i suoi giocatori dal punto qui. Intanto è ancora a terra Di Salvo, visibilmente dolorante, forse ha un po' esagerato nella melina, però è chiaro che c'è stata l'entrata. Ancora a terra Di Salvo, mister Adeola ad attendere l'arrivo della borsa medica, un po' di confusione qui, intanto ne approfittano. I giocatori delle due squadre per dissetarsi. Anche se, a dire la verità, adesso particolarmente acceso mister Patti, forse perché crede ad una perdita di tempo. In realtà Di Salvo è ancora lì a terra, sono passati almeno 2 minuti. Si rialza adesso Di Salvo. Sarà proprio Di Salvo a battere il calcio di punizione. Palla lunga. Anticipo di Sciacca, poi Palma in avanti, dove c'è Ruvolo che la controlla contro Petraliti. Sempre Ruvolo prova a portare a spasso palle d'avversario. Ruvolo all'1 contro 1. Cercato Tripoli, serie di rimpalli, poi Petraliti deve tenerla in campo, si affida ad Acciarito, poi Chiarello. Ruvolo, il dribbling, sempre Ruvolo, prova a convergere, il tocco per Fontana, fermato, poi arriva Tripoli, allunga la falcata Tripoli, tiene il pallone in campo con l'aiuto del compagno, ancora Tripoli prova ad andare, viene fermato, serie di rimpalli, Petraliti la tocca fuori. Ruvolo sta giocando da almeno un minuto in quel fazzoletto di campo. Tripoli con il cross allontanato da Sciacca, poi Palma di testa, subentra Paterniti, poi arriva anche Sinatra che salta Palma, può andare Sinatra, lo ferma Kevin Di Maggio, che poi va a scodellare dalle parti di Bernardo anticipato, spazza via Sciacca sui piedi di Don Corro. Ancora sbaglia il controllo, allora alla meglio Mattia Nicolosi. Si ricomincia da Balsamo. Sciacca, tocco per Samuele Nicolosi. Palla lunga, Nobile prolunga col tacco, interviene lo Iacono, poi Palma apparecchia per Don Corro. Don Corre riesce ad avere la meglio su un avversario, poi spinge la ripartenza Don Corre, fermato. Marchi, il tocco per Acciarito che esce palla al piede, lungolinea chiuso da Don Corre, poi Chiarello di testa, Palma, altro lancio in avanti di Bernardo, prova a fiondarsi, c'è Marchi a fare buona guardia, ancora Marchi, fallo di Bernardo, calcio di punizione. L'avanzata da parte di Mattia Nicolosi, poi Paterniti in avanti, chiude Don Cor che lancia ancora lungo, mentre stanno iniziando gli ultimi 10 minuti di questa gara cruciale, decisiva
per i playoff del campionato allievi regionali under 16, tanto che questa palla lunga di Salvo la fa arrivare a sé e la mette giù. Di Salvo che temporeggia. Lancio, colpo di testa da parte di Marletta, poi Di Bernardo per Chiarello, riesce a toccarla per Tripoli, scambio con Ruvolo, ancora Tripoli, la palla centrale, Di Bernardo fa scorrere, c'è Don Corre in area, Don Corre riesce a passare, viene chiuso, poi Fontana, tiro a giro ribattuto, di testa Palma in qualche modo, poi ancora Palma, si lotta, fallo di Di Bernardo, punizione. Giocata male questa palla dalla Meridiana. Di Maggio con le mani. Accompagna Sciacca, accompagna Sciarito che poi la gira dove c'è Petraliti. La chiusura energica e irregolare di Chiarello. Il recupero del pallone, poi Palma la lancia in avanti, preso in controtempo Fontana, poi Marletta, passaggio intercettato proprio da Fontana, spazza via Sciarito dalle parti di Marchi, evitato Don Corre che però insiste, poi occhio a Paterniti che allarga su Petravit, contrasto su Samuele Nicolosi che ha anche un minimo accenno di reazione. Mentre arriva il momento di Iuculano. La battuta del calcio di punizione, pallone in area di rigore, attenzione perché stava per arrivare Nobile, poi la palla messa in mezzo, lo Iacono male di testa, Marletta al tiro, deviato, calcio d'angolo, torna a farsi viva la Meridiana, questa è una palla col ghiotta. È il calcio d'angolo per Paterniti. Paterniti perde tempo, mette la palla in mezzo, colpo di testa, Sciacca, tiro ribattuto, ancora Sciacca, scodella in avanti, fuori gioco di Mattia Nicolosi, punizione Fincantieri. Intanto c'è un cambio, ingresso da parte di Giambrone, l'uscita di Fontana. La battuta della punizione di Di Salvo, cercato Di Bernardo, colpo di testa di Acciarito. Poi spazza via Marletta dalle parti di Nobile, di testa di Maggio su Di Salvo. Temporeggia ancora Di Salvo, facendo infuriare il pubblico arrivato fin da Catania per assistere a questa partita.
Doncor la tiene, poi un rimpallo sfavorevole, la palla allontanata, insegue il pallone Samuele Nicolosi, altra palla abbrancata da Di Salvo. Qui Di Salvo che viene anche avvertito dal direttore di gara. 36 minuti, 4 più recupero che sarà probabilmente molto ampio. C'è stata l'interruzione per l'infortunio proprio a Di Salvo, ci sono stati i cambi e soprattutto c'è una partita in bilico. Fallo di Chiarello, punizione meridiana, giallo per Chiarello. C'è anche un cambio per la Meridiana. Esce Filippo Paterniti che era entrato poco fa, poco prima della ripresa del gioco del secondo tempo. Entra Torrisi. Intanto occhio a questo calcio di punizione. Ultimi 3,5 più recupero. La battuta, colpo di testa di Mazzola, vediamo se riparte in contropiede la Fincantieri con Doncor che spinge sulla destra, sovrappone Di Bernardo. Doncor gioca proprio per il suo numero 18, la palla che rimbalza sul tacco della punta. Doncor, Di Bernardo, la palla esce. Marletta. La palla rimbalza, poi calciata, un campanile di Marletta, colpo di testa di Loiacono, ancora Marletta, la gioca in avanti, ancora dove c'è Loiacono, che calcia in qualche modo, trovato ancora che ha spazio, ancora calcia subito, ma la palla è uscita secondo l'arbitro. Con le mani a Ciarito, la vuole battere lui. Torrisi, il lancio verso Sinatra anticipato, poi Chiarello per Di Bernardo che non la tocca bene, Acciarito, Di Bernardo col pressing, poi Di Bernardo la palla in avanti, cerca di inseguirla Ruvolo che è in fuorigioco, punizione meridiana. Acciarito, il servizio per Marchi, il servizio adesso per Torrisi, Torrisi, Doncor, braccia larghe per evitare il fallo, Acciarito, pressato, è fermato Di Bernardo, trattenuto Di Bernardo, fallo da parte di Acciarito che si prende l'ammonizione. Ultimo minuto, poi recupero che potrebbe essere lungo. Di Maggio, battuta lunga, pallone in area di rigore, colpo di testa da parte di Di Bernardo direttamente sul fondo. Marletta, sta per scadere il 40esimo, il direttore di gara che a breve indicherà il recupero. Di testa Loiacono che sovrasta Marletta, colpo di testa di Mazzola, poi Palma non arriva. Nobile, il tocco all'indietro, il direttore di gara che guarda il cronometro, palla lanciata in avanti, Mazzola di testa, poi attenzione a Nobile che se la sistema, Nobile fermato da Di Maggio,
Poi Di Maggio resiste, Tripoli cerca di liberarsi ma non ci riesce del tutto. Giambrone, Marletta, lo Iacone in qualche modo lo ferma, Don Cor la tiene in campo, non secondo l'arbitro. Marletta però è rimasto giù. Sette minuti di recupero ravvisati al direttore di gara. Resta da capire se saranno 7 minuti a partire da quando riprenderà il gioco, visto che sono passati una trentina di secondi dopo lo scoccare dell'80°. Tanto è uscito Mazzola. Ed è entrato Favazza. Qui intanto ancora l'ultimo tocco di Don Cor secondo l'arbitro nel contrasto con Yuculano. E allora il fallo laterale per Acciarito. Sciacca. Acciarito cerca di lanciare in avanti, lo fa male. E allora Di Salvo la fa sua. Qui ancora proteste, giallo per Di Salvo. E credo che l'arbitro abbia dato punizione contando i secondi a disposizione del portiere. Sì, punizione a 2 al limite dell'area di rigore. E ora attenzione a questo calcio di punizione. Attenzione allora a questo calcio di punizione molto pericoloso. Siamo 3 minuti e 40 oltre il recupero. Fischia l'arbitro, la conclusione deviata e c'è il gol incredibile! Il gol incredibile con la deviazione! La deviazione sul tiro di Nobile e pareggia! Pareggia la Meridiana Etna con questo calcio di punizione di Nobile deviato. C'è un giallo alla panchina della Meridiana. Di Maggio, la battuta in avanti, poi Ruvolo alla meglio, Nicolosi che recupera. Qui si lotta a centrocampo, Nobile, il contrasto con Giambrone tutto regolare. Acciarito, palla per Marchi.
Marchi, la palla ribattuta, poi spazza Chiarello, cerca di inseguirla Ruvolo. Ruvolo prende il tempo a Sciacca, Sciacca prova a opporsi, attenzione perché la palla viene salvata dall'intervento di Balsamo ad un passo dal 2-1 la Fincantieri. Mentre c'è a terra Sciacca. Terra Sciacca. Sarà comunque calcio d'angolo dopo il salvataggio di Balsamo. e 20 oltre il 40esimo. C'è il fischio. Di Maggio la tiene alla bandierina. La palla viene persa dalla Fincantieri. A vuoto qui Ruvolo, poi Chiarello, la calcia più lontano che può, fallo laterale per la Fincantieri. Scaduti 7 di recupero. Palla allontanata per Mattia Nicolosi, in avanti. Controlla Nobile. Nobile avanza. Marletta chiuso da Di Maggio. Sta per scadere anche l'8° minuto di recupero. La trattenuta di Bernardo su Acciarito. Punizione battuta già da Acciarito. Nobile. Nobile evita l'intervento di Bernardo, può avanzare ancora Nobile, in avanti, Doncor con la chiusura, poi ancora Doncor a cercare di intervenire ma non ci riesce, allora attenzione a Torrisi. Torrisi, la finta, Chiarello se lo porta fuori, rimessa Fincantieri e per l'arbitro è finita! E la Fincantieri con il pareggio riesce a qualificarsi e a vincere il triangolare contro la Meridiana Etnea. Finisce 1-1, la soddisfazione dei ragazzi di Mister Adeola, di tutta la squadra rossoblu, che dopo una grande stagione ottiene quest'ulteriore premio, quest'ulteriore piazzamento, ed è festa totale sul terreno di gioco della Fincantieri. Finisce 1-1, ricordo il vantaggio alla fine del primo tempo, al 38esimo, con il gol di Taormina, il pareggio che ha soltanto riacceso la partita con la punizione di Nobile deviata in barriera. Finisce 1-1 questa partita pazzesca qui alla Fincantieri. Ribadisco, è la squadra di Mister Adeola a passare il turno in virtù dei risultati arrivati nel resto del triangolare, a cui ha preso parte anche il Ciaculli Calcio. E con la festa da parte della Fincantieri, con cui chiudiamo, con le immagini con cui chiudiamo questa diretta targata come sempre Sportisili. Vi ringraziamo per averci seguito. Non dimenticate l'appuntamento di domani con i playoff di prima categoria di fronte a Accademia Trapani e Gemini allo stadio Sorrentino di Valderice, e poi lunedì la sfida del Pasqualino Stadium tra il Trapani e il Cus Palermo per la finalissima del campionato regionale allievi Under 18. Da Francesco Cammuca e da tutto il gruppo
di sportisili.it un saluto, un ringraziamento. Alla prossima.